Nelle ultime settimane hanno risposto a tante domande sulle loro idee politiche. Ora invece i due candidati alla poltrona di sindaco di Varese hanno accettato di rispondere a quelle più personali. Nome e cognome. Davide Galimberti. Matteo Bianchi. Anno di nascita. 1976. 1979. Professione. Avvocato. Imprenditore. Partito politico. Partito Democratico. Lega. Che cosa farà dal 18 ottobre sera? Andrò a cena con la mia famiglia. Il sindaco. Il primo gesto del mattino. Guardo le mail e il telefono. Spegnere la sveglia. L'ultimo pensiero della sera. Le tantissime cose da fare il giorno dopo. Guardo l'agenda per il giorno dopo. Vino o birra? Vino. Birra. Panettone o pandoro? Panettone. Pandoro. Risotto o tagliata? Risotto. Risotto. Forza Nuova va sciolta oppure no? Assolutamente sì. Vanno sciolti tutti i movimenti violenti. Mare o montagna? Montagna. Montagna. Il fumetto preferito? Nathan Never. Topolino. L'Afghanistan in 3 parole. Donne. Stabilità, pace. Talebani, donna e terrorismo. Il film preferito? La vita è bella. Michael Collins, patriota irlandese. Legalizzazione delle droghe leggere, favorevole o contrario? Sono contrario alle droghe, è un tema che va affrontato con assoluta attenzione, visto il momento. Contrario. La squadra del cuore. Juve. Milan. La prima auto. Fiat Uno. Opel Corsa. Elon Musk o Jeff Bezos, a chi assomiglia? Nessuno dei due. Musk, l'esploratore. Il primo bacio. Una bambina coi riccioli all'asilo. La mamma. L'ultimo bacio. Mia moglie. La mamma. Se avesse la bacchetta magica, che cosa cambierebbe a Varese? Non cambierei nulla perché è molto bella. Ci sono tante cose da fare, ma si faranno. La mentalità, mi piacerebbe una mentalità più aperta per la città. Infine un augurio al suo avversario. Consiglio di tenere un po' più le distanze da Matteo Salvini. Da martedì, tanto tempo libero per te. Grazie per essere stati con noi e in bocca al lupo.